non c'è posto per tutti. Un posto per tutti non c'è. Ed è sciocco ripetere che c'è spazio, si entra, ci stiamo. Sciò, non ti vogliamo. Non potremmo dirti mai benvenuta tu e i tuoi cari. Questo scoglio è nostro, sai? Puoi tornartene ai tuoi mari. In nessun modo ora sarà tua la casa mia. Non puoi restare ancora. Devi proprio andare via. È così chiaro ormai. Voltati adesso, vai! Non c'è posto? Veramente? Leggiamo alla rovescia. Risaliamo la corrente. Voltati, adesso, vai! È così chiaro ormai? Devi proprio andare via. Non puoi restare ancora. Sarà tua la casa mia. In nessun modo ora puoi tornartene ai tuoi mari. Questo scoglio è nostro, sai? Benvenuta tu e i tuoi cari. Non potremmo dirti mai ciò, non ti vogliamo. C'è spazio, si entra, ci stiamo. Ed è sciocco ripetere che un posto per tutti non c'è. Finita la lettura abbiamo cercato di scoprire con i bambini di che cosa parlava il libro appena letto e abbiamo trovato la parola accoglienza. Accogliere significa un luogo tranquillo, calorosamente, gentilmente, ospitare qualcuno, un posto dove mi saluti, voler bene a una persona. Si può accogliere anche se non si vuole bene subito, ci può voler tempo. Invitare qualcuno a casa, a una festa, a giocare assieme. Che cos'è il progetto Famiglia in Rete? L'esperienza del progetto Famiglia in Rete all'interno del comune di Segusino è ormai decennale. Dal 2008 ad oggi, infatti, è presente un gruppo di famiglie che nella loro quotidianità, con piccole azioni e momenti condivisi, hanno deciso di fare un po' proprio quello che una volta veniva chiamato buon vicinato. Infatti, come tutti hanno sicuramente sperimentato nella propria vita, durante la crescita dei figli ci sono dei momenti in cui la vicinanza di qualcuno, che sia un amico, un familiare, un vicino di casa, acquista un valore importante.
Nel concreto, il gruppo, accompagnato dall'assistente sociale del comune e da un'educatrice, è composto da famiglie che si propongono di star vicino ad altre famiglie, per esempio facendo compiti o qualche attività assieme a casa propria per qualche ora a settimana, accompagnando il bambino o il ragazzo a scuola o a qualche attività sportiva. Il tempo dedicato all'altro nella realtà diventa uno scambio, dà l'opportunità alle famiglie di pensare al proprio modo di far famiglia e di sperimentarne altri. Questo per i bambini significa conoscere nuove abitudini, nuovi modelli, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze che potranno usare per crescere. Se sei curioso e vuoi conoscerci di più, puoi contattarci. Alida, assistente sociale del comune, numero di telefono 3200 54 1315 oppure 0423 984460. Anna, educatrice del progetto 380 798 1079.